Derby siciliano di alta classifica allo stadio Dalcontres Barone di Barcellona Pozzo di Gotto, di fronte ai Gia Virtus e Nissa, due squadre in grande forma nel girone I di Serie D che si ritrovano per la seconda volta in stagione dopo il match di Coppa. Sugli spalti grande atmosfera, pubblico delle grandi occasioni e oltre 150 tifosi arrivati da Caltanissetta per sostenere la Nissa. Il match si accende subito e dopo appena 10 minuti sono proprio gli ospiti a colpire. Cross perfetto dalla destra, Terranova la mette all'incrocio dei pali. Un colpo di testa spettacolare, 0-1 Nissa, bianco scudati avanti e secondo gol in campionato per Terranova. Ma l'Igea non ci sta, al 22esimo episodio chiave, rigore per i giallorossi per un presunto tocco di mano in aria di Bruno. Sul dischetto va Samaché, l'ex di turno, rincorsa breve, spiazza Castelnuovo e fa esplodere il Dalcontres Barone. Settimo gol in campionato per lui, 1-1 e partita riaperta. La squadra di mister Marra ci crede e continua a spingere. Al 41esimo brivido in aria Nissa, Maddaloni di testa, il portiere blocca nei pressi della linea, proteste vibranti dei giallorossi, ma per arbitro e assistente non è gol. Il boato però arriva poco dopo, siamo allo scadere del primo tempo, il capitano Calafiore toglie la sicura al destro e dai 25 metri sgancia un siluro all'incrocio, gol pazzesco, nulla da fare per Castelnuovo e il Dalcontres Barone esplode di gioia. I Gia Virtus avanti 2-1, rimonta completata e primo tempo che si chiude tra gli applausi. Terza rete stagionale per Calafiore, leader e trascinatore di una squadra che continua a sognare in grande. Ripresa che si apre con l'Igia Virtus ancora all'attacco, dopo appena 4 minuti ci prova Cess con il destro ma Castelnuovo si oppone e tiene in partita la Nissa. Gli ospiti reagiscono al 59esimo, Silvestri di testa sfiora il pari ma il pallone finisce sull'esterno della rete. La partita resta vibrante e intesa con continui capovolgimenti di fronte. Al 70esimo, momento di tensione, il direttore di gara espelle il tecnico ospite di Napoli per proteste e la Nissa perde così il suo allenatore, costretto a lasciare la panchina. 3 minuti più tardi standing ovation per il capitano igeano Calafiore, autore di una prestazione da leader. Esce tra gli applausi del Dalcontres Barone, al suo posto entra Cardinale. Nel finale l'Igea prova a chiudere il match, Maddaloni calcia alto da buona posizione ma il colpo decisivo arriva nel recupero, minuto 92, errore di rilancio di Castelnuovo. Samaché è il più lesto di tutti e mette dentro il 3-1. Esplode lo stadio, doppietta personale per l'attaccante maliano, ottavo centro stagionale, primato solitario nella classifica marcatori. Subito dopo Samaché lascia il campo tra gli applausi scroscianti del pubblico barcellonese. La Nissa però non molla e al 96esimo trova il gol che accorcia le distanze, rigore concesso per un contatto tra Squillace e De Felice. Dal dischetto Diaz non sbaglia e fissa il punteggio sul 3-2. Finisce così al Dalcontres Barone, Gia Virtus batte Nissa 3-2, conquista 3 punti pesantissimi e vola in testa alla classifica con 18 punti. La Nissa scivola invece al quarto posto, ferma a 15, un'altra giornata di festa dunque per i giallorossi di mister Marra che continuano a sorprendere e a sognare in grande.